Nacque a Palermo nel quartiere di Brancaccio il 15 settembre 1937. Lo chiamarono Giuseppe Puglisi. Da un padre calzolaio e una madre sarta imparò a tessere il suo destino. Nel 1960 venne ordinato sacerdote. 10 anni dopo tornò nel suo quartiere per curare le sue radici. Continuò per anni a combattere per i suoi obiettivi. La sua fu una lotta aperta e dichiarata alla mafia. Un passo di giustizia e uno di fede. Non è un percorso facile, ma si apre una strada nuova. Aiutò ragazzi e bambini a salvarsi dal loro futuro, li accoglie e li toglie dalla strada per proporgli un nuovo cammino. Nel gennaio del 1993 inaugurò a Brancaccio il centro Padre Nostro, punto di riferimento per tanti giovani e famiglie del quartiere, e accese le luci della speranza. 2 parole pochi secondi prima del suo assassinio: vi aspettavo. E così riuscì a rompere il velo dell'omertà. E al suo assassino un sorriso! Ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.